Nell'elenco che ci ha giustamente fornito rispetto ai finanziamenti che la Regione del Veneto ha negli anni assegnato alle scuole paritarie, noi vediamo che c'è un importo che non cambia. 15 milioni e mezzo, che fosse il 2019, che fosse il 2020 in piena pandemia, che fosse il 2022 in piena crisi energetica. Ciò che cambia è il finanziamento nazionale e una quota significativa dell'incremento minimale che è stato assegnato all'aumento di risorse per le paritarie deriva appunto dall'aumento del fondo nazionale. Ora, non sono soddisfatta perché io credo che questo trend non ci consente di garantire alle scuole paritarie il mantenimento del servizio alle nuove condizioni che si sono e che si stanno verificando. Nel senso che le cose funzionano con uno stanziamento finché va tutto bene, è chiaro che nel momento in cui c'è qualcosa che non va, noi dovremmo avere la capacità di intervenire per risolvere quella questione che non funziona, e dunque pensare che i costi energetici del 2022 possano essere affrontati dalle scuole paritarie col medesimo stanziamento degli anni precedenti, io credo sia un'illusione. E a maggior ragione, quindi approfitto dell'occasione dell'interrogazione vado a chiudere per fare una riflessione sul futuro, e a maggior ragione credo, visto che gli stanziamenti rimangono tali e quali anche nel bilancio previsionale del 2023, dobbiamo già mettere in conto che i 15,5 milioni che mettiamo e metteremo anche nel 2023 di certo non saranno sufficienti per sostenere l'incremento dei costi energetici. E vede, Assessore, è giustissimo l'approccio per cui attendiamo l'assestamento di bilancio o le prossime variazioni per recuperare risorse e, se riusciamo, assegnare alle scuole paritarie un contributo extra. Ma sapete meglio di me che le scuole paritarie, come tutte le istituzioni scolastiche, programmano la loro attività nell'arco dei 9 mesi, cioè le scuole dovrebbero essere state messe a settembre nelle condizioni di sapere se dal punto di vista finanziario erano in grado di mantenere o meno il servizio. E questo lo dico sia per le famiglie che portano i loro figli alle scuole paritarie, ma anche banalmente per il personale dipendente delle scuole stesse, perché quando parliamo di scuole paritarie costrette a chiudere parliamo certamente di un servizio ai cittadini che viene a mancare, ma parliamo anche di tante persone che perdono il posto di lavoro. Quindi capirà, ecco dove sta la principale insoddisfazione. Capirà, Assessore Calzavara, che ciò che è in discussione con questa interrogazione e in generale non è tanto le possibilità che la Regione del Veneto ha di garantire alcuni servizi essenziali ai propri cittadini, ma la necessità, alle attuali condizioni, che una serie rilevante di questi servizi sia messa nelle condizioni di poter programmare, di poter capire se le condizioni gli impegni saranno mantenuti oppure no. Questo modo di procedere attraverso variazioni, attraverso le ultime risorse raschiate dal barile all'assestamento, cioè a settembre, ottobre, fine anno, può consentire alla Regione di sopravvivere, ma spesso non consente, in particolar modo ai soggetti del privato sociale, che ovviamente non hanno una compagine societaria, un capitale sociale che può garantire l'ammortamento dell'incertezza, rischiano di mettere in ginocchio tutti i servizi che in questa regione sono erogati appunto con il ricorso al terzo settore e al privato sociale, che ha bisogno soltanto di due cose: uno, un po' di risorse per far fronte ai costi; due, sicurezza nel ricevere queste risorse. Ecco, quindi, e chiudo davvero, chiedo all'Assessore Calzavara e all'Assessore Lanzarin, sebbene credo non ci sia bisogno, di monitorare ciò che servirà alle scuole paritarie, ma potrei dire anche alle case di riposo, ma potrei dire a tantissimi altri servizi erogati grazie al supporto del terzo settore, di monitorare, di avere un impegno più costante e più proficuo proprio per garantire non soltanto le risorse necessarie, ma anche a questi soggetti la capacità di programmare per tempo le proprie attività.